Un cordiale buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento rigorosamente in diretta con Focus TG, che significa un'ora e mezza di notizie dal nostro territorio, di collegamenti, di approfondimenti per tenervi informati, per tenervi compagnia e per insomma darvi tutti gli ultimi aggiornamenti di quello che è successo e di quello che sta succedendo nel nostro territorio. Un'edizione, quella di oggi, di Focus TG, in cui andremo a trattare tanti temi. Primo piano, come sempre, la cronaca, ma c'è spazio anche per approfondire tante tematiche, dalla sanità fino alla politica, per poi insomma tornare a fare un po' il bilancio di come sono andati i festeggiamenti a Capodanno e il insomma dopo festeggiamenti, tanti gli atti vandalici, tante anche le iniziative di solidarietà e di rispetto per l'ambiente. Insomma, parleremo di tanto in vostra compagnia fino alle 13:30. Adesso iniziamo subito con il primo blocco di servizi e qui parliamo di cronaca che è strettamente legata all'attualità. Insomma, sono in crescita i fenomeni di vandalismo nei nostri comuni, nei nostri territori. Diciamo che le feste hanno solo così incentivato, ingrandito un fenomeno già preoccupante anche prima. Insomma, sebbene spesso insomma abbiamo detto che la microcriminalità ha fatto segnare numeri in calo in questo 2022, insomma, adesso però c'è il problema degli atti vandalici e insomma del deturpamento di quello che è il patrimonio patrimonio pubblico, patrimonio culturale e non solo. Mentre i carabinieri, iniziamo subito da Nervesa, mentre i carabinieri passano al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza, ricordate, ne abbiamo parlato ieri, l'associazione Dharma riunite per un minuto di silenzio intorno al monumento degli artiglieri vandalizzato, e ve ne abbiamo dato conto, a Nervesa della Battaglia, che i tempi della burocrazia possano essere più brevi, perché sembra proprio che per ristrutturare il tutto servirà aspettare. Posto, reti, attenti! Siamo qui per un minuto di raccoglimento. Associazioni d'arma di Nervesa della Battaglia unite per un minuto di silenzio intorno al monumento agli artiglieri danneggiato lungo il Piave. La bocca da fuoco del cannone, monumento nazionale, squarciata da 2 esplosioni, qualcosa di più di banali petardi, stando al risultato, probabilmente uno o più ordigni, visto il doppio scoppio avvertito anche da lontano. Reti, posto! E ci auguriamo che questi fatti non si ripetano più. I carabinieri della compagnia di Montebelluna stanno indagando, al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Non abbiamo nessuna minaccia, nessun tipo di niente per questo. Speriamo che sia una bravata di ragazzi che hanno combinato questo. Ragazzi che non hanno capito il sacrificio dei loro nonni. Penso di no, che non abbiano capito cosa hanno fatto i nostri vecchi. Al di là delle indagini e dell'individuazione dei responsabili, i tempi per risanare questa ferita non saranno brevi. Dopo i vandali occorrerà fare i conti con la burocrazia, malgrado le associazioni siano tutte concordi nel contribuire al ripristino. Questo è un monumento nazionale e adesso dobbiamo attendere prima di tutto risposte dalle nostre direzioni, da Roma e da tutto quanto, e dopo vedremo come comportarci. Penso di sì che ci voglia molto tempo anche per avere risposte. Dobbiamo attendere da loro cosa dobbiamo fare, perché non possiamo metterci mano. Un oltraggio alla storia e alla memoria, ma gli atti vandalici sono stati compiuti anche a Valdobbiadene. Nella notte di Capodanno ignoti hanno devastato il gioco della dama che abbellisce la piazza principale, ma questo come vi sto dicendo è solo uno dei tanti episodi di cui vi daremo conto che si sono concentrati in quest'ultimo periodo. Vediamo. Il consiglio non è un appello, è un consiglio, è quello di venire in municipio e ammettere
di aver fatto un errore, cosa che può succedere, si possono sempre porre rimedi agli errori fatti. Li aspetta nel palazzo del comune il sindaco di Valdobbiadene. Li aspetta prima che qualcun altro vada a prenderli dopo averli identificati attraverso le registrazioni delle numerose telecamere presenti in tutta la piazza, dove nella notte di San Silvestro qualcuno si è accanito con la scacchiera per il gioco della dama. Pezzi ovunque, segno di un vandalismo gratuito su un bene di tutti. Cosa si può pensare di questa cosa? Si può pensare che non si capisce perché ci sia gente che si permette di fare queste cose. E questo è lo sconforto e l'indignazione da parte dei cittadini, che si aspettano non tanto una semplice multa nei confronti degli autori, ma qualcosa che li faccia riflettere su quanto commesso. Perché non è tanto il danno da qualche centinaio di euro, ma lo sfregio alla piazza simbolo di Valdobbiadene. Ecco perché il sindaco, più che denaro, pensa ad una sanzione a tempo. Fare giorni o settimane di lavori di interesse per la collettività in cambio di sanzioni o di debiti, quindi questo può essere fatto. Perché, sottolinea il sindaco, ora più che mai dobbiamo essere consapevoli che il nostro territorio sarà sempre più motore dell'economia turistica costantemente in crescita. E rispetto agli anni scorsi ho notato e ho avuto riscontro da parte di albergatori e ristoratori di una presenza interessante nei numeri e nella provenienza e nella qualità di turisti austriaci, tedeschi, inglesi, alcuni anche americani venuti qui per le vacanze di Natale e di Capodanno. Questo grazie non solo al Prosecco, ma per la bellezza sancita dall'UNESCO con le colline patrimonio dell'umanità. È responsabilità di tutti noi quella di essere positivi e far vedere a tutto il mondo quanto belli e bravi siamo. Una responsabilità che però più di qualcuno pare non avvertire se accadono vandalismi in piazza o spettacoli come questo che abbiamo incontrato lungo la strada principale delle colline UNESCO e che lascia senza parole. Da Valdobbiadene adesso ci spostiamo a Tezze sul Brenta. Anche qui vandali in azione. Qualcuno ha fatto scoppiare con un petardo la statua di San Giuseppe con il bambinello a Belvedere. Cosa c'è di meglio dopo il cenone, dopo i bagordi, chiamiamoli così, dell'ultimo dell'anno, di una bella passeggiata nelle campagne del Bassanese? Ecco, qui si può fare una bella passeggiata, siamo fra Campagnari e Belvedere, siamo a Tezze sul Brenta, ma le persone che passano da queste parti hanno oggi una brutta sorpresa, già perché quello che c'era qui dentro adesso non c'è più. Questo è un capitello, un'edicola votiva nella quale c'erano un San Giuseppe con il bambinello. Ebbene, nella notte di Capodanno qualcuno ha pensato bene di fare esplodere le statue con un petardo e sono andate in 1000 pezzi. Un petardo posizionato nella parte alta della statua ha fatto saltare letteralmente tutta la struttura, che è già stata portata via per essere restaurata. Qui ci sono però ancora i pezzi dei petardi, i pezzi di carta, quello che è stato utilizzato per fare questo danno. Noi ne siamo andati a parlare con il sindaco, sentite cosa ci ha detto. Ho appreso la notizia con molta tristezza e con molto rammarico. Tutti gli atti vandalici che vengono commessi sul patrimonio comunale sono da condannare, però in questo caso, quando si interviene su delle edicole come questa, su dei capitelli di devozione popolare, lo sono ancora di più. Mi auguro che i trasgressori, coloro che hanno commesso questo atto vandalico, abbiano il coraggio di farsi vivi e di rimediare. Questo è l'invito del sindaco, vedremo se gli autori del gesto si faranno vivi. Nel frattempo qualcuno ha già messo questo cartello, c'è chi distrugge e c'è chi ricostruisce. Presto la statua ritornerà al suo posto. Questo è un messaggio sia per chi ha voluto fare questa bravata, sia per tutte le persone che passando di qui vogliono lasciare una preghiera, un pensiero al santo e al bambinello. E a poche centinaia di metri da questa edicola votiva dove è stato commesso questo atto vandalico si è verificato un altro episodio da stigmatizzare. Il tavolino di un locale è stato fatto esplodere. Botti e vandali vanno spesso a braccetto e nella notte dell'ultimo dell'anno a Tezze questa regola è stata confermata anche dei danni causati alla trattoria Pizzeria Da Nicola di piazza 10 luglio 1809. I cui titolari si sono trovati con un tavolino letteralmente da buttare via.
I soliti ignoti hanno infatti infilato un petardo fra la struttura in plastica e la copertura in vetro, che è finita in 1000 pezzi. Il locale è ora chiuso per ferie, ma la notizia dell'atto vandalico è rimbalzata pure sui social e si è diffusa in tutta la zona, suscitando parecchia rabbia. Noi adesso ci fermiamo per la nostra prima pausa pubblicitaria, qualche secondo e torniamo subito con voi. Come promesso, pochi secondi e rieccoci in vostra compagnia. Noi proseguiamo con il nostro Focus TG e adesso diamo spazio a una notizia che si è diffusa ieri nel pomeriggio. Andrea Crisanti non è più un docente dell'Università di Padova. Lo studioso, ricordiamo, eletto senatore con il Partito Democratico, ha scelto di lasciare l'Ateneo Patavino dopo che sono emerse intercettazioni nell'ambito dell'inchiesta partita da un suo esposto sull'uso dei tamponi rapidi durante la pandemia. Vediamo. Andrea Crisanti si è dimesso dall'Università di Padova. Il microbiologo, eletto con il Partito Democratico in Senato alle ultime elezioni, sabato 31 dicembre ha scritto una PEC all'Ateneo Patavino comunicando le sue dimissioni. Una decisione che sarebbe legata all'indagine sui tamponi rapidi della Procura di Padova, partita dopo un suo esposto, e alla diffusione di alcune intercettazioni telefoniche che lo riguardano. Si tratta di colloqui telefonici del presidente del Veneto Luca Zaia, nei quali il governatore dice «stiamo per portarlo allo schianto». Senza voler entrare nel merito, Crisanti ha detto di voler essere libero di prendere ogni decisione, visto che vi sono molte intercettazioni che riguardano anche altri docenti dell'università. Intanto, sul fronte dell'inchiesta si registra la presa di posizione dell'avvocato Giuseppe Pavan, legale del dottor Roberto Rigoli, ex coordinatore delle microbiologie del Veneto, coinvolto nell'inchiesta padovana sui cosiddetti tamponi rapidi anti-Covid, sperimentati dal Veneto tra la prima e la seconda ondata del virus. L'accusa, dice Pavan, non mette assolutamente in dubbio l'utilità e l'attendibilità dei test rapidi antigenici oggetto delle indagini, test utilizzati ancora oggi a livello internazionale. Allo stesso modo va ricordato che le indagini preliminari hanno evidenziato come il solo interesse del dottor Roberto Rigoli emerso in questa vicenda sia stato quello di perseguire il bene pubblico in una situazione di grande tensione ed urgenza determinata dall'emergenza sanitaria e che non sia stata prodotta alcuna falsa documentazione, elemento riconosciuto dalla stessa Procura durante la prima fase dell'udienza preliminare. E su questa tematica, sugli sviluppi, su anche il confronto Zaia-Crisanti, noi adesso ascoltiamo in diretta il nostro Federico Fusetti che insomma ci fa un breve riepilogo di tutti gli ultimi aggiornamenti a riguardo. Federico, buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Da un lato la regione e dall'altro il professor Andrea Crisanti. Insomma, una storia che era iniziata bene, un rapporto che funzionava all'inizio del periodo di contrasto al Covid. Poi via via questo rapporto è degenerato. Crisanti ha visto pubblicata su una rivista scientifica internazionale un suo studio che metteva in discussione la strategia dei tamponi rapidi e come veniva insomma utilizzata dalla regione e anche l'affidabilità di questo strumento. Da lì una serie di accuse a distanza fino all'ultimo episodio di queste ultime ore. Infatti ieri sera la TV di Stato ha mandato in onda un'intercettazione in cui il presidente Luca Zaia che parla con una persona intercettata dice tra l'altro è un anno che prendiamo di mira questo e adesso lui fa il salvatore della patria. Collegato a questo ci sono le dimissioni di Andrea Crisanti dall'Università di Padova. Il professore ha appunto lasciato l'università proprio dal 1° gennaio, motivate così: voglio capire se ci sono reati contro di me anche in queste intercettazioni e quindi voglio essere libero di muovermi senza mettere in imbarazzo l'università. Infatti non c'è nessuna polemica, dice, con l'Ateneo Patavino in questa sua scelta di dimettersi, ma piuttosto con la regione che insomma l'avrebbe messo nel mirino e attaccandolo su tutto. Quanto ai tamponi rapidi, la regione ribadisce invece di aver
fatto tutto il possibile per individuare più positivi. Questa era un po' la strategia, ecco, della regione durante il Covid. Adesso è difficile prevedere le prossime mosse, che sicuramente però potrebbero avere anche dei contorni politici, con le reazioni, insomma, da una parte, dall'altra, degli stessi protagonisti. Una prima reazione forte c'è già stata, è arrivata dal leader della Lega Matteo Salvini, che in pratica ha parlato di strumentalizzazione di queste intercettazioni, augurandosi che con la prossima riforma della giustizia vengano riviste e anche proprio affrontate in maniera diversa. Per il momento direi che è tutto e ti restituisco la linea. Grazie al nostro Federico Fusetti. Noi adesso voltiamo pagina, torniamo alla cronaca e restiamo in qualche modo comunque nel Padovano. Ci spostiamo a San Martino di Lupari, perché sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali di Maria Angela Sarto, l'anziana massacrata, lo ricorderete, la notte del 26 dicembre. Sono stati fissati per domani alle 15 nel Duomo, appunto, i funerali della donna. Manca solo l'ultima certificazione, quella del medico, ma data e orario dei funerali di Maria Angela Sarto sono stati fissati. L'ultimo saluto all'anziana massacrata in casa insieme al marito, le cui condizioni invece migliorano di giorno in giorno all'ospedale di Padova, si terrà al Duomo di San Martino di Lupari mercoledì alle 15. A celebrare le esequie della donna che era amata e conosciuta in tutto il paese sarà Don Livio Buso, parroco a San Martino di Lupari. Nel giorno dei funerali il sindaco Nivo Fior ha già confermato che sarà indetto lutto cittadino, in segno di vicinanza ad una famiglia così ben voluta in paese, la cui sorte ha sconvolto l'intera comunità. Abbasserete le serrande? Sicuramente sì, abbasseremo le serrande per rispetto e il lutto cittadino. Andrò sì, perché a me piace andare in segno che sono da San Martino. Quindi un segno di vicinanza anche se non la conosceva? Sì. La vedevo veniva sempre qui al bar oppure in negozio qua dai tabacchi. Conta di venire al funerale mercoledì? Senz'altro. Una tragedia che ha toccato tutta la comunità. Senz'altro, perché erano due persone buone, gentili, capisci? Una brava persona, gentile, educata, calma. Il marito è 40 anni, 50 che ci conosciamo. Veramente non faccio una colpa neanche alla figlia, perché sono cose molto tragiche, molto brutte. Non stiamo neanche a motivare niente, pensiamo solo cosa poteva essere successo di continuo, ecco, senza far tante parole. Una comunità che mercoledì si stringerà attorno a Chiara, la figlia minore della coppia, la prima a scoprire in casa il corpo della madre morta dissanguata e a chiamare i soccorsi, riuscendo così a salvare il papà che giaceva a terra agonizzante. E intanto diamo altri aggiornamenti su questa vicenda. Migliorano le condizioni di Giorgio Miatello, ma non può essere ancora ascoltato, sentito dagli inquirenti, confermata, insomma, come diceva la nostra collega Anna De Roberto, la data e l'orario del funerale, pubblicata l'epigrafe dove non compare il nome della figlia di Letta. Vediamo tutti gli ultimi aggiornamenti nel prossimo servizio. Le condizioni di Giorgio Miatello, il pensionato 89enne massacrato secondo l'accusa dalla figlia di Letta, migliorano. L'uomo però non è ancora in grado di parlare con gli inquirenti. Al suo capezzale lo scorso 31 dicembre si sono presentati il PM Marco Brusegan e il medico legale. Il magistrato era pronto a sentire l'89enne, ma doveva ottenere il via libera dal medico legale Rafi El Mazzoum. Via libera che però non è arrivato. Dopo la visita, infatti, il dottore ha stabilito che l'uomo non può ancora reggere la tensione di un interrogatorio, che è stato quindi rimandato a data da destinarsi. La testimonianza del padre è evidentemente fondamentale nel quadro accusatorio che vede nella figlia di Letta, rinchiusa nel carcere veronese di Montorio, accusata dell'omicidio della madre Maria Angela Sarto e del tentato omicidio del padre. Domani, inoltre, si svolgeranno i funerali di Maria Angela Sarto nel Duomo di San Martino di Lupari.
In paese sono state diffuse anche le epigrafi che non riportano il nome della figlia di Letta. La tua morte, in attesa rapida, si legge, lascia un gran vuoto in tutti coloro che ti amarono, seguito poi dal ricordo del marito Giorgio, la figlia Chiara e i nipoti. Domani quindi il saluto a Maria Angela, una donna che i vicini descrivevano come sensibile e taciturna, che parlava poco ma che aveva gli occhi sofferenti per una figlia di Letta con cui i dissidi erano sempre più pressanti. E adesso tematiche di stretta attualità, perché con il nuovo anno sono tornate le accise sui carburanti. Questo ha fatto rialzare nuovamente i prezzi. Noi abbiamo raccolto le dichiarazioni, i commenti dei padovani. Ho visto l'aumento? Felice? No, non sono felice, assolutamente. Penso come nessuno degli automobilisti. Era previsto, però costa sempre di più e tutto il resto rimane fermo. Certo che l'ho visto, l'abbiamo notato tutti. Il carburante è tornato a salire, non è stata infatti prorogata la misura del governo che prevedeva un taglio delle accise, un taglio che era stato ben accolto anche dai gestori delle pompe di benzina, che ora si dicono preoccupati da questi rialzi. Speravamo che fosse una diminuzione strutturale, però così non è stato. Certo che questo costerà alle tasche italiane circa 5 miliardi di euro per il 2023 e sappiamo che sono costi abbastanza importanti. Questo andrà a incidere anche sul tasso di inflazione che aumenterà del 0,4 all'incirca, queste sono le previsioni che abbiamo fatto, quindi un aumento che in questi periodi veramente sono difficili da sostenere. Molti i consumatori padovani che non sono riusciti a fare benzina l'ultimo giorno dell'anno. No, non sono venuta il 31 dicembre, anche se mi sono accorta che c'era la colonna, la fila lunga. Comunque, tanto di cappello a questo nostro governo che ci aiuta moltissimo, a quanto sembra. Girando per le strade cittadine si può notare che i tabelloni segnano costi che arrivano fino a 1,90 € per il diesel e 1,80 € per la benzina. Un aumento che pesa nelle tasche dei padovani. Parecchi soldi, almeno mi costa sui 250-300 € in più al mese. I benzinai chiedono un intervento del governo. Prima di questo aumento sono diminuiti i prezzi, addirittura il gasolio siamo tornati al prezzo del gennaio 2021, quindi è servito veramente a far ripartire un po' le vendite sugli impianti. Noi ci aspettiamo adesso dal governo che ci sia un tavolo di concertazione per sicuramente trovare dei sistemi nuovi per la nostra rete distributiva, quindi un ammodernamento e anche una ristrutturazione della rete stessa. Resta l'amarezza degli automobilisti. Questo Stato non lo riconosco più, perché non sta certo facendo l'interesse dei cittadini italiani. È uno scandalo, è tutta la propaganda a Meloni sulle accise. Puff, e pagheremo. Questa è la voce, l'opinione dei cittadini padovani. Adesso ascoltiamo la voce dei vicentini. Adesso mi costa 10-15 € in più un pieno, adesso che prima mi costava sui 40 €, adesso sui 55, 57. Insomma, si sente la differenza. Inizio anno amaro per gli automobilisti che da ieri si sono scontrati con il rialzo dei prezzi di benzina e diesel. Con lo stop al taglio delle accise, il pieno costerà 18 centesimi di euro al litro in più. Penso dai 9 ai 10 € a pieno dobbiamo aspettarcelo. Di un anno, dipende dai chilometri, ma c'erano 300 €. Costi che andranno a pesare sulle famiglie che pensano già a come mettere in atto strategie alternative, dall'uso della bicicletta all'utilizzo ridotto all'essenziale del mezzo a motore. Sui 100 € al mese, mensilmente. E come si ovvia questo problema? Si va a tagliare sui giri in macchina, si prende la bicicletta? Sì, più o meno sì. Si usa la macchina il meno possibile. Che sia di 100 € per una famiglia, che sia di 200 o migliaia di euro per l'azienda, sono costi importanti, dunque aspettiamo sicuramente che il nostro Stato ci dia una mano. Questa cosa è preoccupante perché l'aumento del caro carburanti è effettivamente una cosa che incide sulle famiglie, quindi sicuramente una cosa che preoccupa. Spero che in qualche modo tutti gli eventi che hanno portato all'aumento del prezzo del carburante siano in qualche modo risolti.
Continueremo a parlare dell'aumento dei costi, non solo del carburante, tanto spazio alla cronaca con tante altre notizie di cui darvi conto, poi i nostri approfondimenti, i nostri collegamenti, insomma, restate con noi. Piccola pausa pubblicitaria, torniamo subito. (12:30), ben ritrovati in diretta con il nostro Focus TG. Allora, prima di concederci un piccolo break pubblicitario, abbiamo ascoltato la voce prima dei padovani e poi dei vicentini sugli aumenti di questo 2023 a partire proprio dai costi del carburante. Allora, chiudiamo un attimo il cerchio e diamo voce adesso ai mestrini, quindi spostiamoci in provincia di Venezia. Anche qui il malcontento cresce. Cosa pensa degli aumenti della benzina e del diesel? Un furto legalizzato e organizzato. Perché? Ma come mai secondo voi hanno già calcolato che l'inflazione scenderà nel secondo semestre del 2023? Dico in senso lato, perché è già tutto organizzato, secondo me, per carità. Lo sconto sulle accise non è stato confermato e l'aumento del carburante è il primo regalo del 2023. Il taglio introdotto dal governo Draghi valeva 30 centesimi e mezzo al litro, ridotto a dicembre a poco più di 18 centesimi. Sembra poco, ma su larga scala è stato calcolato che la cancellazione delle accise porterà ad un aumento delle spese di trasporto superiori ai 5 miliardi di euro, con una ricaduta dello 0,4% sull'inflazione. Sicuramente per le persone che vivono qua, perché noi non viviamo più qui, sicuramente era meglio che fossero prolungati, no? Perché comunque sia tutti questi aumenti così a inizio anno sicuramente non sono il massimo. Dice per le persone che vivono qui, perché lei dove vive? A Malta. E com'è la situazione lì? Beh, lì i prezzi sono molto più bassi. Penso che il governo abbia poca scelta, visto che comunque c'è una bilancia commerciale da tenere in piedi in Italia, parlo da finanzieri. Quindi è una scelta sofferta ma necessaria per le casse dello Stato. Non possiamo andare avanti a seguire questa politica che sta facendo soprattutto l'Europa, perché io do la colpa all'Europa, perché dovrebbe innanzitutto bloccare questo e non fare un paniere, un calmiere come hanno fatto per un mese, per due, perché il problema non si risolve. Io ho fatto il carburante l'altro giorno, c'era una coda infinita e il giorno dopo ha aumentato di 40-50, cioè è una cosa assurda. Quelli che vanno a farsi la benzina per risparmiare i 20 centesimi a oggi, non so, fra un mese penso che la pagheranno, quindi insomma... C'è chi ha fatto la coda nei giorni scorsi, c'è poco da fare, poi bisogna pagare. Appunto, insomma, quindi è ridicolo. Bisogna andare a vedere alla fonte un po', e questo è l'ultimo dei problemi che può esserci con questo governo, insomma, dai. Congelate dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, salgono anche del 2% i pedaggi sulle arterie di competenza di Autostrade per l'Italia, mentre Concessioni Autostradali Venete ha annunciato che le sue tariffe resteranno invariate. Continuiamo adesso con la cronaca, ci spostiamo a Schio dove una persona cammina ubriaca in mezzo alla strada, a un certo punto si imbatte con un carabiniere, lo aggredisce con un calcio al volto e viene arrestato. Passeggiava di sera in mezzo alla carreggiata in Viale dell'Industria a Schio, creando pericolo sia per la propria incolumità sia per la circolazione stradale. Sono intervenuti i carabinieri di Schio che hanno notato il soggetto barcollante in mezzo all'arteria stradale. Dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, ha reagito spintonando un militare e colpendo l'altro con un calcio al volto. Sul luogo è arrivata in supporto una seconda pattuglia, da Malo, e i militari dell'Arma sono riusciti a caricarlo sull'autovettura di servizio per portarlo agli uffici del comando di via Maraschin. I due militari che sono stati colpiti a seguito dell'aggressione subita hanno riportato delle lesioni lievi e guaribili in pochi giorni. Al termine degli accertamenti, il 24enne di nazionalità ucraina è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e su disposizione del pubblico ministero è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida da parte del Tribunale di Vicenza. Ieri mattina, all'esito dell'udienza, l'arresto è stato convalidato e l'uomo condannato a 10 mesi di reclusione. Ancora cronaca, minacciata con il coltello e rapinata. A rischiare la vita per poche decine di euro una nota assicuratrice di San Donà di Piave. L'episodio è avvenuto nella notte di San Silvestro.
l'uomo è riuscito a scappare e far perdere le proprie tracce. Dammi i soldi, gli ha intimato un uomo in bicicletta dall'apparente età di 25 anni. Lei pensava ad uno scherzo dei suoi amici lasciati da pochi minuti alla festa di Capodanno. Poi la sorpresa che gli ha letteralmente gelato il sangue nelle vene. Girandosi di scatto ha visto che lo sconosciuto aveva un coltello fra le mani con una lama di almeno 15 centimetri. Notte di San Silvestro da dimenticare per Martina Camani, nota assicuratrice di Sandona di Piave. Erano quasi le 3 di notte quando, uscita da un locale in città, la quarantenne stava dirigendosi da sola verso la sua automobile parcheggiata in via Aquileia nei pressi del Ponte della Vittoria, quando ha incontrato l'uomo in bicicletta che insisteva: dammi i soldi che mi servono per mia sorella in Albania. Mai avuta così tanta paura nella mia vita, ha riferito la quarantenne, che ha trovato comunque il coraggio di allontanarsi per cercare aiuto e andare verso l'auto nella speranza che il ragazzo cambiasse idea. Nulla di tutto questo. Senza paura l'uomo in bicicletta ha continuato a inseguirla, riuscendo a strappargli la borsa con i documenti e il cellulare, dileguandosi poi nel buio. La professionista, per chiedere aiuto, è dovuta tornare nel locale. Con gli amici ha chiamato i carabinieri. Una rapina con un coltello in una zona a 2 passi dal centro che nelle ore notturne può diventare pericolosa, ci dice una passante. Sì, a volte c'è gente un po' strana che si muove e si ha un po' di paura, ecco. I controlli, continua l'intervistata, dovrebbero esserci anche nelle vie meno centrali. Alla sera in verità ci sono, più verso i bar dove ci sono i giovani, quindi in piazza, e non da queste parti. Le indagini sono iniziate e i carabinieri stanno visionando anche le telecamere di videosorveglianza per cercare di rintracciare il rapinatore. Ed è stato recuperato e trasferito negli hangar del 14° nucleo elicotteri dell'Aeroclub di Belluno l'ultraleggero precipitato mercoledì scorso sul Lagorai in Trentino. Ai comandi, lo ricorderete perché abbiamo parlato di questa vicenda, la giovane Silvia De Bon, rientrata a casa dopo un paio di giorni di accertamenti all'ospedale Santa Chiara di Trento. Ebbene, c'è una doppia inchiesta aperta per individuare le cause dell'incidente dagli esiti davvero miracolosi. Le indagini sono di fatto già iniziate con il sopralluogo da parte dell'ispettore NSV presso il luogo dell'incidente. Dobbiamo ringraziare anzitutto i carabinieri e i vigili del fuoco di Trento che hanno recuperato il mezzo. Sarà l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo a stabilire e a dire l'ultima parola sulle cause dell'incidente aereo di mercoledì scorso sul Lagorai, che ha avuto esiti miracolosi. Ai comandi del velivolo dell'Aeroclub di Belluno la giovane pilota Silvia De Bon, che venerdì scorso è stata dimessa dall'ospedale di Trento, dove è stata trattenuta un paio di giorni per accertamenti. Silvia è provata ma sta bene. Silvia l'ho vista ieri, ci siamo abbracciati in maniera molto affettuosa, abbiamo anche un po' pianto, insomma, perché l'esperienza è stata molto forte. Sta iniziando ora a capire veramente quello che è accaduto, l'importanza di quello che è accaduto è molto provata anche dal punto di vista psicologico, soprattutto per la pressione mediatica che ha subito. Nelle immagini diffuse dai vigili del fuoco di Trento si vedono le fasi del recupero del velivolo, imbragato e trasportato in un'area del deposito del legname di Predazzo. Alle operazioni hanno partecipato anche il soccorso alpino della Guardia di Finanza, i vigili del fuoco volontari di Predazzo, alla presenza del tecnico investigatore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo. Il motore dell'ultraleggero ora è trattenuto al 14° nucleo elicotteri dei Carabinieri di Belluno, mentre l'aereo smontato si trova in un hangar dell'Aeroclub cittadino. Un incidente così importante con sopravvissuti per fortuna, no, per sfortuna è la prima volta, perché purtroppo altre volte invece abbiamo avuto dei piloti deceduti e in quel caso non eravamo così contenti come oggi. Silvia De Bon riprenderà a volare quando? Al momento è difficile dirlo e l'Aeroclub la aspettano per inserirla nell'attività di volo. Fra le 10 donne pilota in forza al dell'oro con i suoi 22 anni è stata la più giovane ad ottenere il brevetto di volo. Con orgoglio e soddisfazione, perché da quando era bambina bazzicava la nostra sede, quindi per noi è una figlia e teniamo al fatto che insomma prosegua l'attività di volo e possa continuare a inseguire i suoi sogni. E adesso alterniamo un po' di notizie di cronaca a fatti che insomma raccontano
facciamo un po' il bilancio di come sono andate queste feste e raccontano di come effettivamente, insomma, tra la notte di San Silvestro e il primo dell'anno, insomma, ci sia stata una risposta importante da parte dei veneti, da parte dei turisti, per quello che riguarda la ripresa, la famosa ripartenza sia dell'economia che appunto del settore terziario. Allora adesso ci spostiamo a Venezia. Complessivamente in città, tra il centro storico e la terraferma, si sono registrate, pensate, 70.000 presenze la notte dell'ultimo dell'anno, 10.000 persone in piazza a Mestre, e poi il doppio Capodanno a Venezia è stato un grandissimo successo. Vediamo. Venezia ha festeggiato con il pienone atteso e previsto l'ultimo giorno del 2022 e l'inizio del 2023. In 40.000 hanno assistito allo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio dal bacino di San Marco. Hotel praticamente esauriti, come conferma il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Claudio Scarpa. Un Capodanno nella tradizione. Venezia è una grande capitale del Capodanno e quindi siamo andati praticamente al tutto esaurito. Qualche camera libera, ma pochissime veramente, e prezzi piuttosto adeguati. Questo deve far sorridere gli albergatori, perché indica prima di tutto che il turismo continua come in tutto il 2022, quindi ad alti livelli. Grande festa anche a Mestre per tutta la notte, con musica, animazione, canti e balli. Poi, il primo dell'anno, l'attesissimo concerto di Capodanno al Teatro La Fenice. Gli operatori turistici e dei settori plaudono all'organizzazione messa in piedi dal Comune di Venezia con la regia di Vera. Questo consente anche di guardare con una certa speranza al 2023 e a pensare anche di riuscire a sopportare quella grandissima botta che è la bolletta energetica. Europei, soprattutto europei, e italiani naturalmente, turismo locale. Grande soddisfazione quindi da parte degli albergatori per questo Capodanno, che è stato organizzato perfettamente dal Comune di Venezia. E insomma, un grande successo la notte di Capodanno, ma è stato un bis quello, insomma, che si è concesso il territorio veneziano anche la mattina di Capodanno. Sulla spiaggia del Blue Moon al Lido di Venezia sono stati oltre 80 i coraggiosi che si sono cimentati in un bagno fuori stagione. Poi offerti a tutti in riva al mare 200 kg di cotechino, 150 kg di lenticchie, vino, panettone, insomma un modo originale e in parte tradizionale per dare il benvenuto al nuovo anno. A salutare l'arrivo del 2023 è tornato finalmente sulla spiaggia del Blue Moon del Lido di Venezia il rito benaugurante del bagno degli ibernisti nel mare Adriatico, una tradizione nata alla fine degli anni 70. Oltre 2000 persone sono arrivate in spiaggia per applaudire gli ibernisti, oltre 80 che hanno sfidato la temperatura dell'acqua a 8 gradi, l'aria a 10. È una cosa bellissima, una cosa che nasce da lontano, che nasce da delle persone importanti, appassionate, colte, che avevano intuito la coerenza del Lido con questa passione sportiva che può essere giudicata anche un po' estrema, ma che è comunque molto diffusa nel mondo. Il gruppo degli ibernisti del Lido, guidato da Giovanni Arciprete, è stato rinforzato per l'occasione anche da 24 stranieri e ha potuto contare sul sostegno di Vera e sulla protezione civile del Lido, che ha coordinato la giornata. Poi in riva al mare cotechino e lenticchie, vino e panettone per tutti. Sono già dalle 7:30 i fornelli che vanno avanti. Stiamo cucinando lenticchie e cotechino, dopo verrà offerto tutto quanto a tutti quelli che arriveranno con vino e panettone per tutti. Quanti chili circa di cotechino? Abbiamo circa 200 kg di cotechino e un 150 kg di lenticchie. Ricordando il grande professore Giorgio Pecorai, che era uno dei pionieri di questo evento. E noi ci siamo presi l'impegno di portarlo avanti, sebbene con molta fatica, perché i volontari è Capodanno per tutti e i volontari fare venire qui alle 7 di mattina è una gran fatica, però lo facciamo molto volentieri. Siamo felici di ospitare questa iniziativa che da tanti anni si ripete al Lido, ma era assente causa Covid, e adesso la riproponiamo in maniera molto più viva e forte.
E insomma, immagini suggestive che ci fanno sicuramente strappare un sorriso. Adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità, rientriamo tra pochissimo con ancora tanti servizi di costume e poi altre notizie e i nostri approfondimenti. A tra poco. Ben ritrovati in diretta con il nostro Focus TG, respiriamo ancora il clima di festa perché anche nel prossimo servizio parliamo di ripresa economica, parliamo di turismo, parliamo di turisti che non hanno fatto mancare il loro affetto, la loro vicinanza, la loro presenza a Bassano del Grappa. Ieri, lunedì, insomma, giornata tradizionalmente tranquilla in città, invece c'era tanta gente a far visita al Ponte Vecchio e alle bellezze di Bassano. Vediamo. Lunedì 2 gennaio e Bassano è presa d'assalto da tanti turisti che hanno approfittato di questi giorni di festa per visitare la città ai piedi del Grappa, a cominciare dalla tappa d'obbligo, lo storico Ponte Vecchio, monumento nazionale. La prima tappa è il ponte. È molto carino. Molto bello sto posto, sì. Siamo in compagnia di amici. Siamo venuti a portare i nostri amici sardi a vedere il ponte di Bassano. Meraviglioso. Bel posto. È la prima volta che venite qua? Vabbè, a Villorba siamo venuti altre volte, però qui a Bassano del Grappa è la prima volta, è una bella esperienza, un bel posto. E poi tappa rigorosamente sul ponte? Sì, la prima tappa l'abbiamo fatta qui. Intanto da dove arrivate? Montenegro. Come vi sembra? Molto carina, molto carina. Siamo a Vicenza, degli amici, e adesso abbiamo, visto che è vicino, abbiamo deciso di fare la gita. E ovviamente cosa avete preso? Il mezzo e mezzo? Ah, lui l'ha preso mezzo e mezzo, sì. Molto buono. Where do you come from? Texas. Why here in Bassano? Siamo qui per la storia, questi luoghi pieni di fascino, il ponte. This bridge, how do you like? I love it. I love it so much. It's the first time here in Bassano? Yes, sì, è la mia prima volta. Sul ponte di Bassano. Sul ponte di Bassano ci darei la mano, ma anche Il basin d'amore. Tanti turisti dunque a Bassano e non solo, insomma, nel nostro territorio. Adesso però nel prossimo servizio restiamo in clima di festa, parliamo di una tradizione che si è evoluta in maniera particolare. Ieri ve ne avevamo anticipato la notizia, il Panevin si farà a Roncade e a Quarto d'Altino, ma attenzione, non ci saranno né fusto né fuoco né tantomeno fumo. Sarà un Panevin nel rispetto dell'ambiente, dell'ecologia, un Panevin al laser. Né fiamme né fumo, ma un suggestivo gioco di luci che andrà a ricreare il falò. Quest'anno tradizione e tecnologia saranno unite, così come le due proloco, quella di Musestre di Roncade e Quarto d'Altino, che da anni organizzano insieme il Panevin. Facciamo una cosa alternativa, quindi passiamo dalla tradizione all'innovazione. Abbiamo pensato di fare uno spettacolo di luci, musica, suoni, colori che danno comunque il senso della tradizione. Accenderemo comunque simbolicamente due piccolissimi falò, uno da una sponda, uno dall'altra, falò che uniscono in questo caso le due comunità. Insomma, l'ambiente prima di tutto, troppe polveri sottili nell'aria e poca pioggia, ma i due comuni non rinunciano alla tradizione. E il gioco di luci si vedrà a metà tra le due sponde, si vedrà diciamo 4-5 metri, 6 metri anche di altezza, però si vedrà molto bene anche a pelo d'acqua perché ci sarà una barca nel mezzo che collegherà istantaneamente le due sponde. Non ci sarà più nemmeno il nome Panevin dalle locandine affisse nei due comuni, dato che l'evento, per non trarre in inganno, si chiama ora Luci sul Sile. E nelle due sponde ogni proloco singolarmente delizierà chi ci verrà a far visita e quindi potrà
degustare i dolci della tradizione tipica, quindi pinza, vin brûlée, cioccolata, tè, bevande calde, e non mancherà ovviamente l'arrivo delle classiche befane. Insomma, ecco, la befana, la tradizione vuole che sia la befana a consegnare la calza ai bambini che se lo meritano. Una festa che unirà comunque le due comunità, quella trevigiana e quella veneziana, nel nome della tradizione, ma anche dell'ambiente. Successo per il turismo anche per quello che riguarda le terme, le strutture di accoglienza e le strutture alberghiere. Si è registrato in questo periodo il tutto esaurito appunto nelle strutture ricettive, negli alberghi. Grande la soddisfazione degli amministratori locali del Padovano. Vediamo. Per quanto concerne le festività prettamente legate al periodo natalizio e di fine anno, il bilancio per la nostra città è stato estremamente positivo. Non soltanto per quanto riguarda gli alberghi, che erano veramente pieni di turisti da tutta Italia e da tutta Europa, ma anche per quanto concerne la grandissima partecipazione al ricco calendario di eventi e manifestazioni che abbiamo organizzato come amministrazione comunale. Tutti gli appuntamenti hanno visto il tutto esaurito. Si registra il tutto esaurito alle terme per il periodo natalizio. Un successo per il comparto termale che registra oltre 30.000 presenze nel periodo delle feste. Soddisfazione da parte degli amministratori locali che vedono ripartire il comparto turistico, motore dell'economia di Abano e Montegrotto. Molte le iniziative e gli eventi messi in campo dai comuni per attirare turisti. Ora si aspetta il fine settimana dell'Epifania per concludere questo periodo di feste. Un bilancio che possiamo definire molto positivo. La città, nonostante le difficoltà, si è fatta trovare pronta anche con le luminarie natalizie che sono state molto apprezzate. Ora ci aspetta la fine di questa coda delle feste con l'Epifania che festeggeremo in Piazza Roma, dando a tutti i bambini le calzette e prevedendo al posto del consueto rogo della veccia uno spettacolo di luci. Poi ci butteremo a capofitto verso il carnevale, ma questa è un'altra storia. E adesso voltiamo decisamente pagina, parliamo di lavoro, parliamo di giovani, parliamo anche di prospettive future. Ha fatto sicuramente scalpore la notizia che un negozio in provincia di Pordenone è stato costretto a chiudere perché non trovava lavoratori. E noi così abbiamo chiesto ai padovani cosa ne pensano sulla voglia di lavorare dei giovani e in generale, insomma, di chi al momento è disoccupato. Vediamo. Da una parte capisco che se non si trova personale qualcosa ci deve essere. D'altra parte bisogna vedere anche quanti sacrifici vengono richiesti. Io penso comunque che bisogna sapersi adattare al giorno d'oggi. Conosco persone molto più giovani di me e quasi nessuno non ha voglia di lavorare. Certo deve essere un lavoro che riesce a permetterti di avere una famiglia, una casa come avevano i miei genitori, come ho io altrove, e i ragazzi a cui ho insegnato, i ragazzi che sono 20 anni, 25 anni adesso, spesso non hanno quelle opportunità. C'è un sistema retributivo che non compensa evidentemente i sacrifici che i lavoratori devono fare. Quindi i giovani hanno voglia di lavorare. I giovani hanno voglia di lavorare, però giustamente vogliono anche essere remunerati nella giusta maniera. I giovani hanno meno voglia di lavorare? Sì, io credo di sì. Perché ci sono dei redditi bassi. Non è questione di voglia di lavorare, è questione di cultura, nel senso di non accompagnamento da parte delle famiglie. Cioè si nasce tutti poveri, no? E tutti vogliono diventare ricchi, no? C'è un servizio, come si dice, nell'ambito della socialità, troppo coccole. A causa del reddito di cittadinanza, perché mi è successo anche a me che quando si ha bisogno di qualcuno non si trova, quindi è stato un po' una zappa sui piedi, secondo me. Sicuramente la gente cerca di fare dei mestieri dove non si faccia tanta fatica fisica, perché è un pochino quello che credo ultimamente è stato fatto passare, e quindi ci sono dei mestieri o con degli orari impegnativi di sabato, di domenica, quindi nei festivi, oppure faticosi, che
gli italiani li vogliono far meno. In realtà molti nostri coetanei lavorano tutti e si danno da fare, quindi non condivido questa diceria, diciamo. Gli adulti devono imparare anche un nuovo linguaggio verso i più giovani, perché i giovani si sono disabituati a quello che era prima e i giovani però devono capire che non è tutto facile, anzi bisogna sgomitare. E adesso parliamo di un prodotto d'eccellenza del nostro territorio. Le temperature elevate e l'assenza delle brine stanno compromettendo la produzione del radicchio rosso di Treviso IGP. Delusione degli agricoltori, prezzi in rialzo al consumo, con la prospettiva che per avere il clima giusto la produzione dovrà essere spostata magari nel bellunese. Vediamo. Ci fermiamo, poi non conviene e andranno arati. Sorriso amaro per questo produttore di radicchio rosso IGP. Annata già chiusa e aratro che passerà su queste piante che, come si dice in gergo, hanno filato. Questo radicchio non produce più il cuore e resta, anche se lo imbianchi, resta con le sue caratteristiche vuoto. Ad esempio quest'altro invece che è verde, ti ha trovato verde? Questo potrà anche maturare, ma resta piccolo e non fa il peso. Colpa del cambiamento climatico che ha sconvolto il ritmo della produzione, che prevede trapianti scaglionati per dare ai consumatori il massimo da fine novembre a fine febbraio. Era piantato dall'ottobre al novembre, al dicembre, al gennaio, però loro hanno mantenuto le stesse caratteristiche qualitative. Praticamente i gaffi tutti? Tutti, di tutte le varietà. Il disastro sta colpendo tutti i produttori del biologico che non usano alcuni espedienti che bloccano chimicamente la vegetazione, fermata naturalmente dal freddo e dalle brinate finora totalmente assenti. E non c'è nemmeno speranza per le prossime settimane, perché vegetando il radicchio perde la sua dolcezza. Adesso con le temperature che vanno su, la luce che aumenta, diventano di foglia non più dolce, non più gustosa, vanno verso primavera con gusto amaro. Ecco perché il suo valore è sensibilmente lievitato negli ultimi giorni, e mentre il consorzio stima con ottimismo nel 30% la perdita media, tra i produttori lo sconforto è molto alto, con casi come questo dove ci si è fermati dopo aver prodotto appena un terzo di quanto piantato, perché tra espianto, imbiancatura, pulizia e taglio e incassettamento comunque il rapporto costo-qualità non regge. E non va meglio tra i vivaisti già preoccupati per la prossima annata se continua così il cambiamento climatico. Bisogna vedere con i produttori di seme o quello che è, cosa si può fare o cosa si può raggiungere. Per il momento non abbiamo ancora niente da pensare. Quindi il radicchio di Treviso, perché trovi il freddo, bisogna portarlo a Feltre? Bisogna cambiare ambiente. E quindi cosa diventerà il radicchio di Feltre? Il radicchio di Belluno. Prima di andare in pubblicità diamo una rapida occhiata al report di Azienda Zero, report che fotografa l'andamento della situazione Covid nella nostra regione. Ebbene, sono i dati che si riferiscono, lo ricordiamo, alle ultime 24 ore. C'è stato un aumento, il delta dei casi positivi fa segnare più 3.020 casi positivi in Veneto intercettati, registrati nelle ultime 24 ore. Questo è il dato, lo vedete indicato dal cursore. Gli attualmente positivi in Veneto sono 50.199. Anche in questo caso vi indico il dato per facilitare la lettura della tabella. Vediamo gli altri numeri che andiamo a estrapolare dal report e a commentare insieme. Meno 16 per quello che riguarda i ricoveri in area non critica, quindi si liberano 16 posti letto negli ospedali del Veneto, crescono invece di 3 unità le terapie intensive. E poi purtroppo il dato che vorremmo ogni volta non dare, vorremmo che non esistesse questo dato, quello dei decessi, che purtroppo fanno segnare 11 vittime da Covid nelle ultime 24 ore in Veneto. Questo l'aggiornamento Covid. Adesso noi ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario, rientriamo tra pochissimo con tante altre notizie. Restate con noi.
Ben ritrovati in diretta con il nostro Focus TG, sono da poco passate le 13, questo significa che abbiamo poco meno di mezz'ora da trascorrere in vostra compagnia, ma sono tante ancora le notizie, le curiosità da vedere insieme. Curioso è anche il prossimo servizio che parla di un intervento avvenuto ieri a Villorba da parte dei carabinieri. I militari hanno rintracciato 3 lama e 3 alpaca fuggiti da un terreno privato. Vagavano tranquillamente lungo via Campagnola Villorba 3 lame e altrettanti alpaca. Nella notte si sono dati alla fuga da un terreno privato Villa Fanna. A lanciare l'allarme proprio la titolare, che ha subito allertato il 112. A rendersi conto di quanto accaduto anche alcuni dipendenti della vicina azienda, che hanno a loro volta segnalato che gli animali si trovavano fuori dal recinto. A rendere più difficile rintracciarli la nebbia che alle prime luci dell'alba imperversava nella zona. Fortunatamente i carabinieri sono riusciti a rintracciarli e salvarli. La pattuglia è intervenuta infatti anche per scongiurare eventuali pericoli adiacenti al campo interessato, un'arteria stradale secondaria, ma comunque percorsa da molti automobilisti. Il rischio era che gli animali finissero sulla carreggiata e venissero travolti. Non senza qualche difficoltà e grazie all'opera di proprietari e vicini accorsi in loco, gli animali illesi sono stati ricondotti all'interno di area recintata senza conseguenza per alcuno. Cambiamo argomento, troppi incidenti per disattenzioni da cellulare. Questa è la convinzione che ha portato il sindaco di Vittorio Veneto a mettere in pratica alcuni interventi su tutta la viabilità comunale. I primi 2 esempi di questi percorsi con stimoli stradali stanno per essere ultimati, ebbene noi siamo andati a vederli. Restringimenti della carreggiata, luci lampeggianti, luci sui passaggi pedonali nuovi che stiamo facendo colorati, in modo da svegliare chi è magari occupato da pensieri diversi che sono quelli della guida e renderlo più attento su quello che sta facendo in quel momento. Questa è la ricetta del sindaco di Vittorio Veneto contro le disattenzioni sulla strada. Sempre più convinto che si debba fare in modo che chi guida non possa staccare le mani dal volante per chattare o rispondere al telefonino. Ecco allora percorsi impegnativi che stimolino continuamente l'attenzione sulla strada per evitare che accada quello che è successo lungo Viale della Vittoria qualche sera fa, quando mamma di 55 anni e figlia di 17 sono state travolte da un'auto in pieno centro città su strisce pedonali ben illuminate. In pieno centro, in un posto luminoso, su strisce pedonali per cali di attenzione della gente. Ecco allora alcuni esempi, come qui, davanti all'ospedale, dove sta per essere ultimato questo restringimento con piccoli dossi che impongono un rallentamento ai veicoli. Poi c'è l'isola salvapedone tra le corsie e il segnapassaggio ad alta intensità luminosa, oltre naturalmente ad un importante impianto di illuminazione su tutta l'area. Ma l'esperimento di maggior successo il sindaco lo rivendica per questa rotatoria sulla Lemagna a sud della città. La rotonda che ha fatto tanto discutere, quella davanti all'emisfero di Vittorio Veneto, per esempio, è fatta di un paio di sollevamenti del fondo prima di accedere alla rotatoria, luci lampeggianti, preavvisi, eccetera, e questo fa sì che non ci sia più l'individuo che si permette o non si accorge del problema della rotatoria e la attraversa dritto come succedeva prima. Non è più successo e quindi bisogna alzare il livello di attenzione. Non sono i 30 o i 40 km all'ora, bisogna stare attenti a quello che si sta facendo in quel momento. Purtroppo ve lo raccontiamo da tempo e è stato anche uno dei passaggi più sentiti del discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il discorso di fine anno, ovvero la piaga, il problema degli incidenti stradali che in Veneto nel 2022 hanno fatto segnare numeri davvero drammatici. Il 2022 quindi è stato un anno nero sulle strade per quello che riguarda insomma il bilancio sulle strade, ma anche per quello che riguarda gli infortuni sul lavoro. Lo dicono gli ultimi dati pubblicati dall'INAIL. La CGIL del Veneto chiede che venga applicato integralmente nella maniera più rigorosa possibile il piano strategico per la sicurezza sul lavoro.
Mentre a livello nazionale sono diminuiti, gli infortuni mortali sono aumentati in Veneto nei primi 11 mesi del 2022 del 7%, 104 casi rispetto ai 97 del 2021. Le denunce di infortunio sono cresciute del 24,5%, superando quota 78.000. E infine ci sono state quasi 3.600 denunce di malattia professionale, più 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sono dati che ci preoccupano moltissimo e che ci impongono di continuare nell'azione che è già intrapresa nel corso degli anni del 2022 per spingere ad un'applicazione concreta del piano strategico sulla salute e sicurezza rinnovato nel 2022 con la Regione Veneto. Secondo Silvana Fanelli, segretaria confederale della CGIL del Veneto, per capire la drammaticità di questi numeri basta immaginare dietro ognuno di essi un lavoratore o una lavoratrice che sono usciti di casa per andare a lavorare e non sono più tornati dalle loro famiglie. Per questo abbiamo anche voluto fortemente nel 2022 che venissero siglati i piani mirati di prevenzione a livello provinciale per attivare quelle attività di controllo, di audit, di supporto anche al mondo imprenditoriale in quei settori dove gli infortuni sono più alti. Agricoltura, edilizia, metalmeccanica, ma anche logistica per quanto riguarda la Regione Veneto. E adesso una buona notizia, perché per ambiente e protezione civile la Regione sostiene con contributi importanti il territorio bellunese e ci racconta tutto la nostra collega Tiziana Bolognani. Gongola l'assessora Lorenza De Cunovic. Dall'atto del suo insediamento a giugno 2022 manutenzioni, progetti ambientali e di protezione civile sono andati in porto grazie alla copertura integrale della spesa con intervento regionale. Mesi fa avevo cominciato a programmare un progetto che avevo denominato Diverdente, che è divertente proprio, che è un gioco di parole fra il termine verde e il termine divertente. Una serie di iniziative rivolte alle scuole e ai cittadini in tematiche appunto ambientali. Gestione rifiuti, bonifiche e inquinamento atmosferico, questi i temi affrontati dal progetto del valore di 48.000 euro, una somma troppo alta per le casse comunali visti i chiari di luna, ma è bastata la presentazione dell'iniziativa ritenuta meritevole dall'assessorato guidato da Giampaolo Bottacin per ottenere il finanziamento straordinario che copre integralmente la spesa. La mano benevola della Regione è stata offerta anche per sostenere totalmente i costi pari a 5.000 euro per il rinnovo dei dispositivi di protezione individuale del gruppo comunale di protezione civile. Tempo fa avevamo appunto acquistato le nuove divise e anche qui ci sono state rimborsate per circa 5.000 euro che potrò così liberare e andare a progettare e a spendere per altri progetti riguardanti la protezione civile. Una fine d'anno da festeggiare, commenta il sindaco Oscar De Pellegrin, che esprime gratitudine per la sensibilità e l'attenzione confermata al territorio bellunese e ai suoi cittadini. Cambiamo decisamente argomento. Alberi donati al comune come bomboniera per il loro matrimonio. Questa è la scelta singolare, innovativa sotto certi punti di vista, di due sposi di Zero Branco. In questi giorni la piantumazione delle nuove piante. Vediamo. Non la solita bomboniera, ma 60 alberi donati al comune di Zero Branco. Così due giovani sposi, Gioia Pattarello e Gianmarco Nuzzo, hanno deciso di festeggiare e rendere allo stesso tempo utile per la comunità il loro matrimonio, celebrato lo scorso 16 settembre. Agli invitati non un oggetto per ricordare quel giorno, ma carpini, olmi, biancospini donati al comune per arricchire di nuovo verde 3 diverse aree del territorio. Alberi che, una volta cresciuti, offriranno lungo le strade ombra e nuovo ossigeno. In questi giorni la messa a dimora degli alberelli in collaborazione con Ufficio Tecnico e Ambiente, che per l'occasione hanno ribattezzato l'iniziativa Progetto Gioia in onore della sposa. Volevamo fare una scelta diversa dal solito, positiva e per la nostra comunità di Zero Branco, hanno spiegato moglie e marito. Non cercavamo qualcosa di materiale, ma qualcosa che restasse nel tempo e guardasse al futuro, qualcosa che anche la loro figlioletta di 18 mesi potesse avere sotto gli occhi nel tempo. Un gesto di cui il sindaco Luca Durighetto ha ringraziato gli sposi. Il loro, ha commentato, è uno straordinario messaggio di speranza per il 2023.
E adesso ci spostiamo a Venezia. Qui è tempo di bilanci, ma non bilanci comunali, bilanci economici. Qui parliamo di fare, nel vero senso della parola, la conta di chi abita a Venezia, perché l'intero comune di Venezia avrà un secolo dopo la sua fondazione, pensate, meno abitanti di quelli che aveva in partenza con la somma dei vari comuni che si fusero poi per comporlo. Gli ultimi dati sullo spopolamento segnano tra Laguna e Terraferma meno residenti del primo censimento, quello del 1936. Il Comune di Venezia, tutto il Comune di Venezia, non solo la Laguna, ha meno abitanti oggi che negli anni 30, in un'epoca in cui in tutta Italia vivevano appena 40 milioni di persone. Gli ultimi dati sullo spopolamento del Comune di Venezia, resi noti con la consueta costanza dal sito venezia.com, segnano infatti nel 2022 la perdita di altri 1.700 residenti, che fanno scendere la popolazione ad un livello persino più basso di quello registrato nel censimento del 1936. Allora c'erano quasi 255.000 abitanti, in crescita. Oggi ce ne sono poco più di 253.000, in calo da decenni. Il dato è storico perché il cosiddetto Grande Comune di Venezia è nato nel 1926 con l'accorpamento alla Laguna di Mestre, Favaro, Chirignago e Zelarino. Ciò significa che l'intero Comune di Venezia avrà un secolo dopo la sua fondazione meno abitanti di quelli che aveva in partenza con la somma dei vari comuni che si fusero per comporlo. Al di là di Venezia città, che nel 2022 ha perso un altro 1,4% di residenti, e del picco di Burano, che ne ha perso più del 2%, a colpire è che in un quadro in cui tutti gli altri capoluoghi di provincia del Veneto aumentano di popolazione, tranne Mestre Centro e Zelarino, che chiudono l'anno in pareggio, si continuino a perdere abitanti anche a Favaro, meno 1%, Carpenedo, Chirignago e Marghera. Nel 1971 Venezia contava più di 360.000 abitanti. In qualche decennio ne ha persi circa 110.000. In pratica è scomparsa una città delle dimensioni di Vicenza. Parliamo adesso di sanità. Una buona notizia: salva la medicina di gruppo di Recoaro Terme. Era a rischio, ma fortunatamente il rischio è stato scongiurato. La medicina di gruppo di Recoaro sarà mantenuta e potenziata. Questione annosa che si risolve. Era a rischio chiusura perché mancava il numero minimo di professionisti, al punto che qualche settimana fa il Comune aveva lanciato una vera e propria campagna di arruolamento, assicurando al professionista che sarebbe subentrato al medico andato in pensione un'auto e l'alloggio gratuito per un anno. Ma è stato grazie alla sinergia tra le istituzioni, azienda Olsotto e amministrazioni locali che si è trovata la quadra. La medicina di gruppo di Recoaro potrà proseguire grazie all'accorpamento del servizio con un gruppo di professionisti di Valdagno. In realtà, estendendo la collaborazione alla medicina di gruppo di Valdagno, a cui vanno anche i nostri profondi ringraziamenti, siamo riusciti a costituire una medicina di gruppo più ampia, che quindi può garantire completamente l'assistenza anche a Recoaro. Forma aggregativa che dà la garanzia di copertura ad un bacino di 10.000 persone e che non solo mantiene il servizio esistente, ma lo potenzia, visto che in tal modo in paese saranno operativi fino a 5 professionisti. Il personale medico rimane quello impegnato in precedenza, quindi ci sono più di 5 professionisti, rimane la parte amministrativa e la parte anche infermieristica. L'elemento importante è far sì che la popolazione, anche quella con una maggiore difficoltà, possa avere un servizio comunque a sua dimensione, senza doversi spostare tra i diversi comuni coinvolti. E adesso un risvolto normativo. Via il termine incuria dalla legge sui disastri causati dall'uomo. Di che cosa si tratta? Ce lo spiega nel prossimo servizio la nostra collega Tiziana Bolognani. Quel termine non rende pienamente coscienza sul livello nazionale e internazionale di quello che è successo. Si tratta di un disastro, di una tragedia enorme, ancora oggi una delle più gravi tragedie provocate dall'uomo, non dall'incuria. Il termine incuria deve sparire dalla legge istitutiva della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali. 10 anni fa fu Roger De Menec, allora deputato del PD, sulla scorta delle sollecitazioni di comitati e sindaci, a presentare una proposta di modifica della legge del 2011. Proprio in quel periodo, nel 2013, in quell'ottobre del 2013, fecero visita
ai luoghi della memoria sia il Presidente del Consiglio Letta che il Presidente del Senato Grasso, e mi ricordo insomma che fu un tema molto trattato e fu anche la prima occasione in quei momenti perché lo Stato, inteso nel termine più alto, chiese scusa a nome della comunità nazionale per quello che era successo. Ecco, cambiare quel termine vuol dire sancire una volta per tutte insomma che quando c'è una responsabilità diretta dell'uomo se ne deve far carico in maniera piena. Oggi a sorpresa l'impianto della proposta Demenec di modifica della legge rimasta nel cassetto è stato mutuato in un documento depositato al Senato, primo firmatario il parlamentare friulano Marco Dreosto del gruppo Lega Salvini Premier. Quest'anno ricorre il 60° del Vajont e l'intento condiviso è quello che l'iter per la modifica della legge si concluda prima del 9 ottobre. I tempi ci sono, la questione è tutta politica. È una norma che non ha carattere finanziario, come si dice, quindi molto semplice da approvare. Si tratta di prendere coscienza di quello che è successo nel Vajont, di quello che è successo in quel periodo, ma anche, devo dire, la cosa che forse è più interessante, prendere coscienza di quello che è successo in quel periodo nel Vajont per fare in modo che non succeda più oggi. Insomma, che ci sia una presa di coscienza forte anche rispetto a tutto quello che sta succedendo nel mondo e anche in Italia. È sempre più emergenza smog a Padova. Pensate, nel corso del 2022 sono stati 144 i giorni fuori legge. È ancora allerta rossa a Padova, dove tutte le misure di limitazione al traffico resteranno in vigore anche per martedì 3 e mercoledì 4 gennaio fino a emissione di nuovo bollettino. Inizio d'anno peggiore per l'area della città non poteva esserci. Una città che continua a soffrire di mal d'aria e che ha registrato picchi di inquinanti per 144 giorni sui 365 dell'anno 2022. Un annus horribilis, secondo i dati diffusi da Legambiente. Andando con ordine, male è andata sul fronte ozono, il dato peggiore degli ultimi 10 anni, dove i giorni di picco sono stati 77, 60 nel 2021 contro i 25 permessi all'anno. Complice l'estate torrida e la siccità, la situazione non poteva che essere questa. Male anche sul fronte PM10, dove i giorni di superamento sono stati 67, 57 nel 2021 contro i 35 consentiti dalla legge. E se il buongiorno si vede dal mattino, questo 2023, che parte con temperature superiori alla media e nebbia, non farà altro che ricordarci che gli interventi non sono più rinviabili. L'accordo del bacino padano giustamente organizzato tutta la pianura padana queste allerte, queste limitazioni del traffico, ma evidentemente non bastano perché bisogna intervenire sulle cause strutturali. Interventi che devono essere fatti al più presto, sottolinea Legambiente. Il tram va bene, però arriva nel 2026-2027. E ci sono tante cose che potremmo dire su cosa fare. Adesso dico quello che non va fatto. Non vanno cementificate le aree verdi, come l'area preandina, che può diventare un grande parco, soprattutto nel centro storico il verde è pochissimo. Per esempio poi va perimetrata l'area del Basso Gionzo, perché quello può essere un vero grande parco urbano, e lì se non viene fatta la perimetrazione la speculazione edilizia se lo sta mangiando anno dopo anno. E a proposito di ambiente, di lavori pubblici e di riqualificazioni, ci spostiamo adesso a Vicenza proprio per parlare di una sorta di rivoluzione. A Campomarzo 1 milione di euro per riqualificare il Giardino Salvi. Prende forma la completa riqualificazione di Campomarzo attraverso l'approvazione in giunta dei progetti definitivi finanziati con il bando PNRR per i progetti di rigenerazione urbana, in cui si inserisce la riqualificazione del Giardino Salvi e della Loggetta Longhena, finanziati per 1 milione di euro. Un restauro rigenerativo che guarda alla rinascita dell'intero contesto, rappresentato dai padiglioni dell'ex fiera,
dall'ex Cinema Arlecchino e dalle ex Scuole Giusti. L'accessibilità e la sicurezza sono tra le principali intenzioni. Favorire l'accessibilità ai cittadini e più sicurezza, quindi con un'implementazione anche di videosorveglianza, ma soprattutto di illuminazione che possa dare più luce a un'area che spesso è stata protagonista anche di presenze sgradite. Illuminazione non solo per la sicurezza, ma anche per la valorizzazione delle statue e del patrimonio artistico e culturale che il giardino, luogo urbano e strategico, ospita. Interventi importanti, la pavimentazione in ghiaino diventerà una pavimentazione stabile ma drenante, verranno abbattute le barriere architettoniche, l'arredo urbano verrà corretto, risistemato ed aggiunte in alcune sedute senza schienale, verrà fatta risaltare ancora di più la parte artistica, quindi la fontana dei Cavalli Alati illuminata e ripristinata, il portone d'ingresso su Piazzale De Gasperi completamente restaurato e illuminato, quindi una nuova vita per il giardino in tutte le sue caratteristiche. Inizio lavori previsto entro la primavera e l'obiettivo è concluderli nell'arco di 8 mesi affinché il Giardino Salvi sia fruibile in occasione della Dunata Nazionale degli Alpini 2024. E adesso ci spostiamo a Bassano del Grappa, dove il nostro telespettatore ci ha segnalato un problema, una mostra inaccessibile per chi si trova costretto sulla sedia a rotelle. E adesso? Succede il miracolo che qualcuno arriva, oppure non so. Ingresso libero, ma non per tutti, non per chi si trova costretto su una sedia a rotelle come il nostro telespettatore, il blogger bassanese Luca Faccio, che aveva deciso di andare a vedere la mostra allestita a Palazzo Bonaguro sui falsi d'autore. Mi sono informato presso il Museo Civico di cui Palazzo Bonaguro è sotto loro cura, mi hanno detto che di solito è su appuntamento e praticamente e oggi l'ascensore era rotto e non si poteva accedere. Voi dovete prendere appuntamento per cosa? Per poter entrare a visitare una mostra, ma se voi notate all'ingresso del palazzo c'è scritto mostra ingresso libero. Vorrei vedere se un turista viene, non c'è nessun numero informativo che indica dove chiamare, vorrei vedere come fa. E a proposito di ascensore, guasto. Beh, non sembra proprio guasto. Si dice che i disabili fanno fatica ad uscire e devono socializzare. Io vorrei vedere quando una città è piena di barriere architettoniche, non c'è un bagno pubblico dove la persona può accedere e le mostre non sono accessibili. Un disabile cosa riesce a fare? Si incazza ogni giorno. E lancia una richiesta ben precisa. Quello che chiedo nuovamente è una risposta civile e scritta da parte di Zaia, Lanzarin e la sindaca Pan. Su sta roba qua non intercedo una virgola. E ieri a San Pietro è iniziato l'omaggio dei fedeli dopo l'arrivo delle spoglie del Papa Emerito Benedetto XVI. Noi nel prossimo servizio vogliamo portare il ricordo del padovano Monsignor Giampaolo Dianin, attuale vescovo di Chioggia. Credo che in queste settimane saranno scritte molte cose, molte analisi del papato di Papa Benedetto. Io vorrei ricordarne solo 3 fra le tante. La prima è questa insistenza forte sulla fede. Papa Benedetto l'ha promossa, difesa, ne ha parlato. La sua vita è stata una grande ricerca sul cristianesimo, con quella centralità che lui ha voluto dare alla relazione. Il cristianesimo è un incontro personale col Signore. Il secondo aspetto che vorrei ricordare è che il papato di questo servo della Chiesa è stato segnato da un grande desiderio di purificare, di convertire la Chiesa. Fin da quella Via Crucis con i suoi commenti fatta prima di diventare Papa, dove denunciava le ambiguità, le sporcizie, la mondanità nella Chiesa.
e il suo ministero è stato un grande lavoro di purificazione, ecco, in cui lui ha messo tutte le sue forze e che ora Papa Francesco sta continuando con la stessa energia e con la stessa decisione. E la terza nota che vorrei ricordare la colgo da una nota di uno dei tanti articoli letti in questi giorni, dove si scrive che questo papato è stato inutile per il mondo. Ed è proprio vero. I temi che stavano a cuore a Papa Benedetto erano legati alla fede, alla vita spirituale, alla ragione, e questo non è molto interessante per chi invece cerca nel papato il gossip, le questioni particolari, concrete, pratiche. Ecco, è stato più preoccupato del pane spirituale che del pane materiale. E questa inutilità credo abbia segnato anche e sia la ragione delle sue dimissioni, per amore della Chiesa, quando ha capito che le sue forze non erano più all'altezza di ciò che gli veniva chiesto, si è messo da parte. Mi piace molto questa libertà di quest'uomo che serve, fa tutto e poi dice siamo servi inutili e possiamo metterci da parte per il bene della Chiesa. Questo vorrei ricordare di questo grande Papa di cui molto si continuerà a scrivere e a raccontare. E continua la battaglia contro il cibo sintetico. In prima linea il consigliere regionale Gio Formaggio che difende le eccellenze, le tipicità del Veneto. Vediamo. Carne sintetica, pesce in provetta e cibo costruiti in laboratorio bussano alle porte dell'Europa. E proprio dal portone spalancato dall'Unione Europea, che sull'argomento traccheggia pericolosamente, potrebbero arrivare anche nel bel paese. Alla faccia del Made in Veneto e delle eccellenze della nostra regione, il rischio è di trovarsi sul piatto e nel bicchiere una concorrenza molto scomoda. Ma c'è chi mette subito in chiaro le cose, mettendo appunto i puntini sulle I di identità e indipendenza alimentare. Signori, questo è quello che sappiamo fare, questo è quello che mangiamo, questo è quello a cui siamo abituati. Il cibo sintetico se lo possono mangiare gli altri. Non ci interessa se lo fanno, però non ci devono rompere le scatole se noi vogliamo continuare con le nostre tradizioni, con i nostri cibi e con quello che sappiamo fare e con quello che siamo. La battaglia che segnerà il 2023 è quindi quella legata al cibo, in un periodo in cui dall'Europa non sempre arrivano buone notizie per le eccellenze venete. Parte la battaglia al cibo sintetico. Allora non ci interessa niente se l'Europa vuole andare verso i cibi prodotti in laboratorio. Noi siamo vicentini, siamo veneti, siamo italiani. L'Italia è il leader mondiale per l'eccellenza enogastronomica. Noi vogliamo cucinare la nostra carne, preparare le nostre verdure, abbiamo bisogno di prodotti tipici, i nostri formaggi, le nostre carni, tutto. Parte da qui la battaglia, non siamo gente che pubblica in Facebook tanto per farci vedere. Questo è il nostro lavoro, questo è quello che ci piace, questo è quello che ci invidia il mondo. È tutto per questa edizione di Focus TG. Ringrazio la regia di Fabio Verin e tutti i nostri colleghi e vi do appuntamento questa sera con le edizioni del TG Bassano e TG Vicenza per tutte le altre notizie. Grazie.